Ciao a tutti amici del Fai da Te. Se avete anche voi delle punte che non entrano nel mandrino, perché come nel mio caso arrivo fino a 13 mm, ma avevo necessità di utilizzare delle punte con un diametro maggiore, per esempio queste sono da 15 e da 16 e in alcuni casi sono già rettificate in modo da poter entrare nel mandrino da 13. In questo caso non lo erano e quindi semplicemente con il mio tornio per il metallo sono andato a ridurre la parte del codolo in modo da poterle utilizzare tranquillamente in un mandrino che ospita fino a 13 mm. Se avete lo stesso problema o comunque vi piace vedere qualche video sulla tornitura, potete andarlo a vedere sul mio canale YouTube. Vi faccio vedere il video integrale dove facciamo questa semplice trasformazione in modo da poterle utilizzare. Quindi, eventualmente, buona visione.